Buonasera, benvenuti all'ultimo incontro con l'editore. Questa sera abbiamo Andreina Barbrus, redattrice di Cleup, un editore di Padova. Come vedete ha portato molti libri, è arrivata poverina carica di borse, mi sento un po' in colpa per questo. Sono abituata, diciamo. E la ringrazio di aver accolto il nostro invito. Siamo come sempre ad Abitare 3, il negozio di arredamento di Fratelli Trevisan, che ci hanno ospitato in tutti questi incontri. E li ringraziamo per l'ospitalità, sempre veramente squisita. E siamo con Mestre Mia, c'è alla regia Chico Brunello, il presidente è lì, non si sta palesando ma vi saluta, Andrea Sperandio. Bene, allora Andreina, tanto sono molto contenta di averti qui. Facciamo una breve storia, io inizio, poi naturalmente tu integrerai, perché chi meglio di te conosce la storia di Cleup. Allora, Cleup è una sigla cooperativa libraria editrice Università di Padova e nasce nel 1962, correggimi se sbaglio. 16 novembre, quest'anno festeggiamo i 60 anni. Ah, infatti, è vero. Per iniziativa degli studenti e dei docenti dell'Ateneo Patavino, con l'intento di agevolare gli studi universitari e professionali attraverso dei servizi volti allo sviluppo e diffusione della cultura nel territorio. Cooperativa, abbiamo detto, quindi è una società cooperativa retta secondo i principi e le regole della mutualità, senza scopi di lucro. Ecco, allora, Cleup è una grossa casa editrice rispetto, diciamo, alle altre, soltanto facendo dei numeri, quelle che abbiamo presentato, che erano più ridotte come dimensioni. Ha 1000 titoli più o meno all'attivo e 40 collane, che sono moltissime e non potremo citarle tutte naturalmente, più di 100 novità all'anno. Il presidente è Ambrogio Fassina, che saluto, che non so se ci sta seguendo, ma insomma sì. È una persona molto, molto simpatica, un medico, anatomopatologo, è un anatomopatologo sì. Che ho avuto occasione di conoscere e apprezzare. Allora, Andreina, su di te confesso che come Michele Toniolo non ho trovato molte notizie in rete. Io ti conosco da molti anni, certo, però non abbiamo mai approfondito alcuni aspetti, diciamo, della tua carriera. Allora, tu mi dicevi che hai cominciato a lavorare nell'89 sì. E che hai dedicato la tua vita alla casa editrice. Diciamo iniziando nel 1989, sono un bel po' di anni effettivamente. 32. Sì, aiuto, fa anche un po' impressione. Ecco, come sei entrata in Allora, è stato molto casuale. Io allora premetto, non sono di Padova, Cleup, una casa editrice di Padova. Io sono arrivata a Padova per i miei studi universitari, venendo da Verbania, dal Piemonte. Mi ero iscritta a Scienze Statistiche, allora, tantissimi anni fa, decenni, la facoltà di Scienze Statistiche non c'era solo a Padova e a Roma. A Milano, che poteva essere più vicino, c'era il diploma e così per proseguire i miei studi iniziati, i studi tecnici, quindi io sono diplomata perché informatica, quando ancora non c'erano i personal computer per dire, si parla di decenni e decenni fa, e quindi sono arrivata a Padova. Molto casualmente ho avuto l'occasione di essere contattata appunto dal mitico ragionier Carpanese, che era il responsabile già allora della parte amministrativa Cleup, per un periodo all'inizio dell'anno accademico. C'è sempre bisogno di qualche persona in più, quindi io ho iniziato a collaborare in libreria, perché Cleup è casa editrice ma ha sempre avuto un punto vendita. Prima ti spiego come sono arrivata alla Cleup, poi faccio un passo indietro. Sì. Quindi ho iniziato a lavorare in libreria
e a gestire la biblioteca universitaria, biblioteca circolante per conto dell'ESU. E quindi poi i miei studi universitari si sono interrotti con la fine degli esami, non ho discusso la tesi e ho cominciato a lavorare, diciamo, a proseguire il mio lavoro con Cleup. Quindi diciamo che dall'89, quando ho iniziato, nel 97 per una questione anche così di ristrutturazione, la mitica libreria di via San Francesco a Padova, che tantissimi studenti e tante generazioni hanno frequentato, è stata chiusa, quindi c'era la necessità di una riduzione del personale all'interno. Già allora? Sì, perché veramente la libreria e la biblioteca, noi eravamo in 3-4 persone. Lo spazio della libreria, che è stata poi spostata nella zona universitaria del Portello di Padova, era molto contenuta, quindi io ero un di più che però Cleup ha pensato così di riconvertire in redattrice. Quindi ho iniziato praticamente da zero, senza una preparazione specifica, ma credo che mi abbia sorretto il mio amore per il libro, ecco, mettiamola così. Ti sei formata sul campo, diciamo. Certo, con le persone che prima di me c'erano e mi hanno aiutato quindi a proseguire nella mia attività, nella mia professione, ecco. Iniziato sul campo. A proposito di questo... Sì, allora, delle 40 collane che non potremo citare tutte, qui ci sono delle rappresentanze, diciamo. E ce n'è una molto curiosa, che è questa. Cominciamo da questa, cosa dici? Sono bellissimi questi libri. Questa è una collana alla quale tengo molto e che è diretta dai professori Stefania Malavasi e Paolo Scarpi, entrambi docenti del Dipartimento di Storia. Sono belli, sono coccoli, io dico, ma rigorosamente scientifici. Esatto, rigorosamente scientifici. Allora, si parla di cibo, ma non si trovano ricette. Si parla di territorio, si parla di cultura del cibo. E qua abbiamo con i primi 5 volumi, allora in ordine di uscita, proprio qua partiamo da Patate in Laguna e altrove, quindi siamo proprio in zona. Le patate. Il secondo, questo è bellissimo, I cibi della festa in Sicilia, che è stato, allora questo desidero citare anche l'autrice Marina Scopella. Il secondo libro, che ha avuto veramente una grandissima fortuna, anche visibilità, recensioni notevoli anche, ci tengo a dirlo, del professor Niola, ed è scritto dal professor Buttitta. Quindi qua siamo in Sicilia. Poi il terzo è una chicca. Scritto dal Raffaele Ghirardi, che è un dottore, un medico, di Mantova, patria delle zucche e i tortelli, i famosi tortelli. Sì. Allora, questo è un libro delizioso perché è proprio un dialogo tra una zucca che finirà, come potete immaginare, cucinata, ecco, e un medico. Allora, anche qua rigorosamente scientifico, ma con un tono lieve, ironico, perché insomma io vorrei che lo leggeste tutti, ecco. Poi questo invece ed è il quarto uscito, Uno dare a pranzo, scritto dal professor Pierpaolo Faggi. È geografo, lui ha insegnato tantissimi anni al Dipartimento di Geografia dell'Università di Padova, grande camminatore, lui
faccio riferimento a delle altre pubblicazioni che ha fatto con noi, chiude la sua brevissima biografia dicendo, adesso mi è sfuggito, insomma il concetto è che da quando è in pensione lui cammina, ha sempre camminato ma adesso a maggior ragione ancora di più, e viaggi anche molto non facili, diciamo, e anche solitari, in Armenia, in Georgia, insomma, e qua ha unito la sua passione, il suo rigore scientifico di geografo, declinando con quello che è il fil rouge della collana, quindi uno dare a pranzo, camminando tra le tavole d'Armenia. L'ultimo nato, il couscous, che veramente è un cibo che lega tutta l'area mediterranea. C'è stata recentemente una bellissima presentazione, una bella libreria molto particolare, molto specifica, Mazewal, che forse, non so se lei a Padova comunque le librerie le conosce, e quindi è nuova però, perché la specificità è proprio adesso mi sfugge il termine, antropologia multiculturale, non è quello, è legato proprio a un centro di ricerca, tengono tantissimi corsi, è legato all'etnografia, all'antropologia, e quindi questo libro ha trovato un pubblico veramente molto, molto attento. E poi il professor Pace, devo dire che veramente ha saputo, ha avuto una verve nel presentarlo notevole. Interessante. Sono delle copertine molto simili, molto sobrie, allora sì, diciamo che non indulgono, diciamo, all'impatto, no? Visivo. No, diciamo che l'idea era quella di andare diretti al cuore dei vari argomenti, ecco. Questa cornucopia, mi piace dirlo, è stata disegnata dalla curatrice della collana, quindi dalla professoressa Malavasi. Poi vediamo qualcos'altro. Per la narrativa, per esempio, vedo i vicoli là. Allora, è un vicolo, vero? Allora, questo è l'ultimo vicolo. Volevo portare il primo e l'ultimo, e invece niente, nella fretta. Questa è una collana curata da Valeria Chemotti, che salutiamo, se ci sta ascoltando. È l'ultimo numero della collana. Volevo associare invece il primo, che è stato scritto, questa collana è stata avviata appunto dalla pubblicazione di una raccolta di racconti di Carla Menaldo, L'unica cosa davvero. Ecco. E diciamo che è partita, se non ricordo male, 2008-2010, quindi quasi una quarantina di volumi sono stati pubblicati, diciamo molto diversi, ma con il fil rouge delle vie strette secondarie, che è stato diciamo poi tolto dal sottotitolo della collana, ma che a me piace perché dà proprio l'idea dell'indagare, dell'andare a scoprire aspetti magari esatto, più nascosti, no, della realtà. Sì. Poi dal punto di vista scientifico, allora, diciamo che andando un po' a quello che vi ho raccontato di come sono arrivata in CLEUP, e quindi proprio diciamo dall'occuparmi della vendita dei libri, che amavo tantissimo perché il lavoro in libreria a me ha dato molto, tantissimo, una cosa che mi piacerebbe ancora fare, e dell'occuparmi della biblioteca, niente, sono arrivata in redazione.
Ho portato volutamente questi due libri perché con questo libro, Matematica e Metafisica in Kant, è iniziato veramente il mio lavoro molto serio e anche di responsabilità. Ecco. Credo di essermi in qualche modo salvata perché il professor Micheli ancora mi saluta, quindi non ho rovinato. No. E devo dire che questo libro, allora, ho iniziato in redazione fine 1997, 6-7 mesi dopo è uscito questo libro e diciamo con la cura di questo libro l'avvio della collana mi sono sentita ufficialmente promossa no, ma insomma ben avviata con qualche possibilità, mettiamola così, e quindi ho voluto portare questo primo volume della collana, La filosofia e il suo passato, diretta dal professor Micheli stesso e dal professor Piaia, e l'ultima collana, l'ultima pubblicazione 74, siamo arrivati al numero 74, quindi devo dire che è una collana molto longeva con dei titoli interessantissimi, in parte frutto di ricerca e in parte testi proprio diciamo didattici che vengono poi utilizzati, consigliati per gli studenti. Diciamo, questo aspetto mi fa, se mi permetti, ritornare un attimo indietro e parlare appunto di Cleopa e di quelle che sono le sue, come è nata. Certo. Okay, ecco. Certo. Allora, noi siamo, è vero che pubblichiamo e abbiamo una collana di narrativa, però Cleopa fondamentalmente è una casa, è nata come casa editrice universitaria. Quindi la maggior parte delle pubblicazioni sono testi di didattica e di ricerca. Poi nel tempo, anche perché questo va anche detto, siamo casa editrice, ma casa editrice un po' particolare che ha sempre avuto anche, ha sempre stampato, quindi noi proprio dall'inizio, inizio anni 60, da un'idea tra l'altro di quello che sarebbe diventato rettore, professor Merigliano, ha pensato di sistematizzare le dispense che venivano fatte dagli studenti. Quindi era un'attività che veniva seguita dal tribunato degli studenti e che è stata trasformata in una vera e propria attività. Da questo nucleo, quindi da studenti, proprio dalla collaborazione degli studenti e dei docenti, è nata la Cleopa. In sede abbiamo ancora il primo ciclo stile, quindi è una cosa storica, esatto. Museo. Ecco, tra l'altro, allora, questi non sono riuscita a trovare una delle primissime dispense proprio stampate con il ciclo stile del 1962-63, anno accademico, che mi è stata donata da docente di fisica con una dedica bellissima. Volevo portarla e niente, ce l'ho a casa. Mi è tanto dispiaciuto perché era molto bello da mostrare per anche far capire un po' l'evoluzione. Ovviamente gli anni sono tanti, quindi va da sé che anche dal punto di vista grafico, dal punto di vista tecnologico, i cambiamenti sono stati notevoli. Io stessa, anche perché sono decenni che lavoro nell'ambito dell'editoria, proprio nella produzione del libro ho visto rivoluzioni dal punto di vista tecnologico. Però mi è piaciuto portare almeno due pubblicazioni
Questo un po' ricorda le prime dispense, erano molto minimaliste, ecco. Pur essendo minimaliste, io voglio far notare, desidero far notare la bellezza di questo logo, che secondo me, ovviamente i loghi delle case editrici negli anni cambiano, vengono modificati, però devo dire che questo regge ancora dal punto di vista proprio grafico. Ecco, poi ho voluto portare anche questo, siamo fine anni 70, come anche per questo libro, perché ci sono dei nomi importanti. Cesare De Michelis, che tra l'altro è stato uno, è stato da studente molto attivo con i primi passi della Cleo. Poi sappiamo tutti come si è svolta la sua... Come si è evoluto il Marsiglio. Sì. Però qua avevamo Cesare De Michelis, Fernanda Pivano, Giampiero Brunetta, Luciana Castellina, Amoroso, La Polla, Fink e Musce, insomma dei nomi. Un bel parterre, sì, come sì, si usa dire. Sì. Che anno è quello? Allora, questo... 80, quindi siamo abbastati, perché sono passati sempre tanti caspita, anni. Sì, 42 anni. Ah sì. Quindi abbiamo detto letteratura, storia della cucina, storia del territorio, allora, scienza, filosofia, però c'è anche una rivista per bambini. Sì. Questa è molto curiosa. Plank col punto esclamativo. Allora, questo è un po'... quindi questa è una cosa un po' particolare. Sì. Allora, noi è vero che abbiamo tante collane, ma è vero anche che negli anni abbiamo pubblicato dei libri per bambini. Era partito un bellissimo progetto, una bella collana di teatro per bambini, che però purtroppo a volte le cose non vanno come si vorrebbe. Allora, dicevo, non abbiamo proprio nel nostro catalogo, malgrado le tantissime collane, una collana per ragazzi, per bambini. Però abbiamo una bella rivista dedicata proprio ai bambini anni, diciamo, 9-12 anni. Ed è una rivista, non è solo una rivista per bambini, ma è una rivista di divulgazione scientifica. Questo è un bellissimo progetto che l'associazione ha tagliato con il supporto scientifico dell'università, del Dipartimento, se non ricordo male, di Astronomia Fisica, ha dato vita, ormai credo che siano 8 anni. È una quadrimestrale ed è amatissimo dai bambini, amatissimo dai genitori, amatissimo dagli insegnanti. Perché? Perché dà la possibilità in prima persona, coinvolgendo appunto le classi, di creare, fare, provare a diciamo gli esperimenti, ma non solo gli esperimenti per una verifica scientifica, ma anche nella creazione della rivista stessa. Ecco. Quindi loro sono in primis lettori, ma sono anche dei correttori, verificano se le cose che vengono scritte funzionano per loro e quindi per gli amici. Quindi hanno una parte attiva. Sì, una parte attiva. La cosa bella è che c'è anche la parte in inglese, quindi c'è il fumetto, è molto accattivante, rigoroso ma molto accattivante. Un'esplosione di colori. Ogni numero ha un tema. Adesso, proprio in questi giorni, stiamo stampando il numero 26, l'argomento misura e numeri, che è affascinante. Molto colorato, sì. Molto allegro, però serio. E assolutamente sì, anche perché insegna a fare questi esperimenti. Il tau va proprio per ingannare il tuo cervello.
Questo è il metodo scientifico, adesso io diciamo... Cartoni animati, come si fanno i cartoni animati? Ed è lo staff, c'è una pagina dedicata, ecco qua, allora la nostra squadra, sono tutti dottorati, dottorandi, persone giovanissime ma con già alle spalle un'esperienza notevole, ovviamente non solo nelle materie che trattano ma anche con l'approccio alla comunicativa adeguata per al pubblico giovanissimo. Assolutamente. Senti, allora prima di affrontare altri libri e altre collane, parliamo un po' della redazione, perché non sei sola in redazione, ma c'è anche Cristiana Missaglia, che salutiamo. Ho portato che non è venuta oggi, ma insomma è come se fosse con noi, spero che ci stia seguendo. Allora, Cristiana, diciamo, è qua in questa collana che ho voluto portare perché è molto bella, molto preziosa e che ha seguito appunto come si intitola? Allora, Terre Volute. Allora, non me lo ricordo, ma volevo proprio leggere questo passaggio. No, non ce l'ho qua, ma lo devo leggere perché appunto... Allora, perché Terre Volute? Allora, innanzitutto la direzione è della collana e della professoressa Elisabetta Novello, che veramente stimo tantissimo, e questo è il risultato veramente di anni e anni di lavoro, non solo per questa collana, ma per un tema legato al territorio che le è molto caro, assieme ovviamente ai suoi colleghi, collaboratori. Allora, la collana Terre Volute si propone di sviluppare la riflessione e il confronto su tematiche legate al complesso rapporto che nel corso dei secoli si è creato fra l'uomo e l'ambiente che lo ospita. Salto una parte, ma vado direttamente perché Terre Volute. Il termine Terre Volute permette una doppia lettura. Terre volute perché fortemente desiderate, ritenute indispensabili per soddisfare le esigenze di una popolazione in continua crescita. Terre evolute perché frutto di un secolare processo di trasformazione e miglioramento produttivo, economico, sociale. Allora, sappiamo benissimo in che mondo viviamo, quindi una ricerca così attenta, rigorosa sull'ambiente, sull'acqua e sul patrimonio che deve essere sempre più curato, penso che sia sì. E devo dire che anche dal punto di vista cromatico è molto bello. È un gran impatto, diciamo che è d'impatto, bei colori vivaci. Quindi questa la segue Cristiana Missaglia. Sì. Ecco. Poi che cosa abbiamo lì ancora? Allora, sempre parlando di collane scientifiche, allora abbiamo detto CLEOP nasce proprio per diciamo con lo scopo di pubblicare e produrre libri per la didattica e per la ricerca, quindi i nostri autori principalmente sono docenti universitari. Ecco. E diciamo che se inizialmente, quindi nei primi anni della nascita di CLEOP, le materie scientifiche, mediche, chimica, farmacia, la facevano un po' da padrone, e ultimamente diciamo ci siamo un pochino più dedicati alla parte umanistica e quindi abbiamo delle belle collane scientifiche. Anche questa è una collana romanistica battadina alla quale tengo molto. C'è un comitato scientifico che adesso desidero anche nominare: il professor Fulvio Brugnolo, Michele Portellazzo, Ivano Paccagnella, Gianfelice Peron, Patrizio Tucci. Ho voluto, allora,
scegliere i libri da portare oggi è stata una cosa difficile. cioè veramente avrei voluto che voi veniste a Padova, potevamo andare noi in trasferta, perché è un po' è una frustrazione, vorresti far conoscere tutto quello che fai, tutti i tuoi libri, quindi è stata una scelta molto difficile, dovevo farla, insomma, alla fine ho ti sei voluto, caricata il peso da portare. Ecco. E allora ho desiderato portare questi 2 volumi, questo perché mi dà la possibilità di raccontare come anche CLEUP collabori non solo con l'università ma anche ad esempio in questo caso con l'Accademia Olimpica di Vicenza. Questo è un volume che abbiamo. Puoi dirci il titolo? Sì, allora Fernando Bandini, Studi sul Rinascimento, Lingua e Cultura a Vicenza, curato dal professor Paccagnella proprio, se non ricordo male, che è uscito in occasione di una ricorrenza particolare. E quindi sono gli scritti che sono stati raccolti e curati dal professor Paccagnella, e la collaborazione, devo dire, molto importante anche di soddisfazione con l'Accademia Olimpica e ovviamente anche con il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università di Padova. Questo, e invece questo è l'ultimo, anche questo è l'ultimo volume della collana del professor Antonio Daniele, intorno a Galileo, perché se si parla di università non si può non parlare di Galileo, ecco. E questa è una raccolta di scritti che sono stati rielaborati e pubblicati in maniera organica. Allora, si parla di collane, in questo caso diciamo che ho portato effettivamente collane in senso rigoroso. Noi abbiamo nel nostro catalogo diciamo due tipi di collane che per grafica sono diciamo riconoscibili, ok? E che quindi hanno il loro comitato scientifico, esatto. E poi comunque tantissimi altri libri che rientrano in macro collane e che sono rigorose ovviamente perché, ripeto, sono di ricerca, comunque di didattica, ma che hanno, diciamo, non hanno una linea continua dal punto di vista grafico. Ecco, ad esempio, questo mi dà la possibilità di parlare di un'autrice e di una collana, di un'autrice che noi in CLEUP tutti adoriamo, è la professoressa Giorgetta Bonfiglio D'Osio. Questo è un libro che è nato, dunque questa è la 4ª edizione, è un libro, si intitola Primi passi nel mondo degli archivi. La professoressa Bonfiglio ha insegnato proprio per tantissimi anni archivistica nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova. È un libro che lei diciamo, indicava ai suoi studenti, ma che poi ha avuto una diffusione anche al di là dell'università. Tutti i corsi di archivistica o comunque in tutte quelle occasioni in cui è necessario avere le basi per muovere i primi passi negli archivi, per gestire i documenti. E devo dire, devo dire che ci ha dato veramente tanta soddisfazione, anche perché l'autrice è veramente riconosciuta a livello nazionale e oltre come una delle massime esperte. E proprio lei, 3 anni fa, se non ricordo male, ha dato vita ad una collana. Ecco qua, parliamo invece di collana, quindi io ho portato non l'ultimo ma il penultimo volume, Carte Fedrigoni Inventario, e questa collana raccoglie proprio, a me che non so quasi nulla di archivi, non dice molto come schede, però quello che mi dice è che
il lavoro contenuto in questo, specialmente in questo libro, è notevole. Qua si parla di carte e di carte per Fedregoni. chi fa lavoro di ricerca in archivio sono degli strumenti fondamentali, soprattutto ecco, molto utili. In questo caso il piacere anche, visto che si parla di inventario di carte Fedregoni, l'aver utilizzato il top delle carte che si possono avere in questo caso. Quindi questo è ancora cartaceo, sì, per caso è previsto anche di farlo inserire? Allora, la professoressa proprio online in un incontro, adesso io purtroppo non ve lo so spiegare troppo bene, ma diciamo gli archivi non sono solo diciamo su carta, ci sono anche gli archivi di altro tipo. Lo spiegherà molto bene in un prossimo libro, diciamo così. Perché per esempio l'Archivio di Stato di Venezia sono molti anni che sta digitalizzando i suoi inventari, che sta credo che in sia, rete. Sono lavori enormi, però molto utili perché da remoto uno può verificare che cosa c'è rispetto a una sua ricerca e quindi poi andare in sede avendo già idea. Dell'uscita di questo libro io ho avuto modo di visitare a Verona, c'è stata credo 2 giorni l'apertura di Casa Fedregoni, dove ho potuto vedere proprio... I Fedregoni si occupano di? Loro producono carta. Sono cartiere? Sì, a livello... non saprei trovare il termine, voglio dire, la carta per... Tipo Fabriano, cioè... è acquisito la Fabriano. Ah sì? Sì. Ecco, io per un prossimo incontro, per una prossima rassegna, suggerisco un incontro con la professoressa Giorgetta Bonfiglio Dosio, perché ha la capacità e la verve di spalancare veramente su un mondo che è affascinante. Assolutamente. Sì, quello degli archivi, quello della carta. Sì. Ecco. Che bello. Bene, poi lì sotto ci sono delle cose che non abbiamo ancora visto. Che cos'hai lì? Monografia? Allora, diciamo che come ho detto prima, se Cleopa ha iniziato la sua attività con la pubblicazione di collane, di volumi, di libri quasi esclusivamente scientifici, nel senso di medicina, quanto ho detto prima, ingegneria eccetera, adesso ci siamo un pochino più orientati sulla parte umanistica, però abbiamo dato vita recentemente anche delle belle collane, ad esempio di ingegneria. Questa è una di queste, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Padova e la Fondazione. Ecco. Avete rapporti anche con la biblioteca universitaria di Padova, immagino, o no? Allora, diciamo necessariamente come casa editrice, perché tutte le pubblicazioni che noi editiamo obbligatoriamente vanno. Per il diritto, certo. Quindi se non altro per quello. Certo. Diciamo c'è stato, ma si parla ormai di diverso tempo fa, anche delle presentazioni, c'erano degli incontri, ecco. Diciamo che negli ultimi anni il Covid non ha aiutato. No, non ha aiutato per niente. Io personalmente seguo molto perché avevano tante iniziative, sì, incontri. Poi cosa ho portato? Allora, qua si è parlato di divulgazione scientifica per i bambini. Questo invece è divulgazione scientifica alta per gli adulti, ecco, anche questo è uno delle ultime. Allora, Plinton 322, uno dei reperti di matematica antica più famosi al mondo. Allora, qua salta, diciamo, la mia formazione tecnica è saltata fuori quando il professor Salce, che ha insegnato, mi sembra geometria e algebra all'Università di Padova,
ci ha proposto questo libro, perché è assolutamente affascinante. Diciamo i sistemi di numerazione, quindi, non so però spiegarlo tanto bene adesso, non importa. Non importa. Senti, volevo chiederti questo, tornando proprio al lavoro pratico, no? Di redazione. Cioè, con questa mole infinita di libri che pubblicate ogni anno e con solo 2 persone in redazione, come fate? Cioè, vedi? Come allora, fate? Perché c'è veramente una mole spaventosa dopo di aver lavoro. seguito, curato, Anche per l'editing, eccetera, la correzione delle fine, bozze, cioè è una cosa disumana. Io non so, infatti se telefonate a Adrina quando è al lavoro, poverina, posso dirlo bene, si è spasemata. Allora, io non so come diciamo, fate. sia Cristiana sia io effettivamente, ma diciamo un po' tutti, perché avete anche correttori di bozze, collaboratori, fate tutto tu e Cristiana. Allora, diciamo che per la stragrande maggioranza delle nostre pubblicazioni, proprio perché nascono all'interno dell'università, quindi sono gli autori stessi che correggono. Certo, l'autore tante cose non le vede, nel senso, a seconda delle pubblicazioni, a seconda degli argomenti, l'autore sta attento al contenuto, ma magari tante cose, sai, se tu conosci il testo, allora i refusi non li vedi, certi refusi, certo. Allora diciamo che ovviamente si richiede che quando il testo viene proposto e quindi inizia la lavorazione sia corretto formalmente, in buon italiano. Certo non si può pensare che si possano correggere le formule matematiche, dare un po' per scontato che quelli lo siano. Certo, malgrado i docenti siano diligenti, rigorosi, il refuso purtroppo ci sta. Ecco. Nell'ambito della narrativa, della poesia, anche dei testi diciamo di carattere umanistico, storico così, se ci viene richiesto, sì, a volte è l'autore stesso che richiede un aiuto e allora ci avvaliamo di correttori di bozze esterni o comunque di collaboratori esterni. Sì, perché altrimenti veramente non si capisce come possiate fare, perché veramente questa è solo una piccolissima parte di tutta la produzione. Diciamo che i correttori di bozze sicuramente a livello di narrativa ci vorrebbero sempre. Diciamo che io personalmente cerco di leggerli il più possibile. Dopodiché se ad un primo esame tu ti rendi conto, bellissimo libro, però è pieno di refusi, di errori eccetera, allora o li corregge, dà indicazioni ovviamente, o li corregge l'autore o se no ti avvali di collaboratori, collaboratrici che abbiamo insomma di riferimento, come tutte le case editrici. Beh certo, certo. Allora, siamo sulla via della conclusione. Come sempre chiedo a chi viene appunto qui a raccontarci la sua storia della casa editrice se c'è qualche elemento che ho trascurato, qualche domanda che magari non ho fatto, se c'è qualcosa che magari è sfuggito. Non abbiamo potuto parlare di tutto ovviamente perché è troppo grande la produzione e anche l'attività, i rami in cui si espande il vostro lavoro, però se c'è qualcosa che magari ci tenevi comunque a dire, ti inviterei appunto a concludere con diciamo questo. Che ho avuto modo, ringrazio appunto l'associazione Mestre Mia e anche Abitare 3 che ci ospita in questo luogo molto elegante e accogliente, vero, sì. Sì. Mi sono persa. Se c'è qualcosa che appunto avresti voluto dire. Ringraziamenti mi sono persa.
Diciamo che il lavoro della redazione, il lavoro con la carta è un lavoro affascinante, è un lavoro che si ama molto, ma che forse proprio perché si ama molto si rischia un po', come dire, di farsi fagocitare. un po' sì, ecco. E questo però è bello, nel senso, il mondo dell'editoria non è un mondo facile, specialmente in questo periodo, non solo per il Covid, per tantissime cose. In più non è facile il mondo dell'editoria universitaria. Allora, io amo tanto la carta e sono contenta che ci siano ancora i libri di carta, però non possiamo dimenticare che nell'ambito dell'editoria universitaria ci sono anche tanti altri strumenti, quindi il libro va un po' in competizione, diciamo. Ecco, voi avete una produzione di ebook, per esempio, qualcosa avete cominciato a fare? Noi abbiamo cominciato a fare, ma non sono solo gli ebook, sono anche tanti altri, diciamo, soluzioni tecnologiche. Dopodiché anche la didattica è molto cambiata. Quindi diciamo, sempre, ribadisco, non solo per il discorso del Covid che ha costretto ovviamente alla didattica a distanza eccetera eccetera, diciamo che forse ecco, facendo un po' di riflessione Cleup dovrebbe un po' osare e anche esplorare altri territori, sempre legato alla ricerca, al pensiero, a quello che è il suo ambito, il suo DNA, ecco, la parola scritta, la parola che ti permette di indagare, studiare, cercare con la conoscenza di evolversi sempre. Ecco. Quindi questo è un augurio con cui ci salutiamo. Grazie, io veramente un augurio che faccio a Cleup, a me stessa e in generale, ecco, perché la conoscenza e il libro è uno strumento dal quale non si può prescindere, ne abbiamo sempre bisogno, ma come casa editrice dobbiamo essere un pochino più curiosi, ecco. Dico questo amando la carta e i miei libri. Sì, per me è rinunciabile, però. Sì. E quindi noi ci salutiamo, ti auguro un buon salone del libro perché so che fra poco partirai per Torino, infatti, sempre se trovi l'albergo. Dico un'ultimissima cosa, in effetti volevo portare non solo il libro della collana Vicoli che è stata curata da Saveria Chemotti, ma l'ultimo romanzo, l'ultimo libro di narrativa che ecco, ho curato di Antonio Luria, Flor de Fango, un bellissimo titolo, che sarà presentato al Salone di Torino. Ma me lo sono dimenticato. Non potevi portarti dietro un carretto. Okay. Senti, sarete allo stand della regione come sempre? Sì. Allora, saremo nello stand dell'Associazione Editori Veneti, l'associazione che viene supportata dalla Regione del Veneto, ed sono contentissima insomma, che Cleup abbia aderito a questa associazione, perché ci permette alle case editrici venete di fare rete, di unirsi e quindi di poter essere presenti anche a Torino. Finalmente sarà di nuovo, si spera, in presenza. Esatto. E quindi, insomma... Dopo la bella esperienza di Roma, ecco, io come Cleup non siamo mai andati alla Fiera del Libro di Roma, dunque più libri più liberi. E non sono mai riuscita neanche ad andare a livello personale. La prima volta è stato lo scorso dicembre, per me è stata veramente una bella esperienza di fiera più liberi, ma anche proprio con l'associazione. Ecco, è stata una cosa molto positiva, io spero di proseguire. Ecco. Bene, allora buona Torino.
Grazie. Grazie di essere venuta. Grazie ancora. Grazie a tutti e vediamo se magari riusciremo a continuare questa rubrica anche l'anno prossimo. Arrivederci e buona serata a tutti. Arrivederci.